Con 74 milioni di presenze e 22 milioni di arrivi, il Veneto è ancora una volta la prima regione d'Italia in termini di turismo. Turismo in Veneto è un'industria vera e propria, abbiamo un territorio molto vasto, 559 comuni, 560 che compongono il Veneto, 20 di questi fanno l'80% di questi 74 milioni, quindi è un dato che fa riflettere. Per questo la cultura del dato è fondamentale, cultura del dato non solo di arrivi e presenze, la cultura del dato sulla movimentazione del turismo sul nostro territorio, proprio non per concentrare il turismo su queste 20 località, ma per cercare di far crescere attraverso le DMO, le OGD come vengono definite, queste 17 enti che stanno per formarsi, diciamo, nella concretezza delle strutture con le fondazioni. Qui oggi ne abbiamo un esempio che è molto importante e che riesce, diciamo, a distribuire un turismo anche sul territorio dell'entroterra, che può offrire, oltre naturalmente alla sabbia, al sole e al mare, che diciamo è una delle fonti, diciamo, prevalente di questo risultato, perché lo dico sempre, la costa fa quasi il 40% di questi 74 milioni, riesce a distribuire o ad aumentare questo numero offrendo diciamo un prodotto diverso nell'entroterra, che riesce non solo ad arricchirsi ma anche ad arricchire un territorio ancora di più.